Tutti mi prendono in giro perché non ho più l'accento friulano e hanno ragione, è vero. Il mio lavoro consiste ad avere un aeroporto vicino, salire su un aereo e andare a fare le gare, quindi che se è Barcellona, se è Bilbao, se è qualsiasi altra città al mondo mi va bene. Penso che tutto sia iniziato per colpa di mio zio, che aveva una BMW, una bruttissima K75, e da piccolo mi portava in giro e mi piaceva andare in moto. Mio padre è sempre stato antimoto. Mio padre non è capace neanche di andare con una Vespa, sinceramente, però vabbè. Da lì, poi è arrivato sempre tramite mio zio, anzi mia zia, Ungarelli VIP1 a mio fratello per andare a scuola. È stato il mio primo motorino. Mi piaceva il fatto di poter muovermi, di andare in giro, di correre. Sono passato a un Oxford, un motorino già con le marce, già era più una moto. E da lì ho detto no, voglio una moto. Ho iniziato con un 125. Mi piaceva smontare e rimontare, avevo capito che il mio lavoro sarebbe stato in qualche maniera legato alle moto. Ho studiato al Malignani, aeronautica. Probabilmente, anzi, senza ombra di dubbio, scelsi l'aeronautica perché è una meccanica molto molto simile a una meccanica da gara di competizione. Finita la scuola ho iniziato a lavorare un po' tra officine, a Udine, Tricesimo, Pavia di Udine, però mi piacevano di più le gare. Avevo partecipato con degli amici all'Alpe Adria, a qualche gara del CIV con Super Sport e mi piaceva. La mia unica opportunità che vedevo, non avendo conoscenze, per entrare nel mondo delle corse è quello vero, perché è l'unico che alla fine ti dà per vivere, ti dà da mangiare, come dice mio padre, è il mondiale. Sono dovuto emigrare in Spagna. Sono andato a finire a Barcellona, la scuola della Molau Competition, che è a Barcellona, diretta da Zamora, dove preparano ogni anno, fanno una selezione, selezionano una cinquantina di ragazzi. Il corso dura 2 anni, ci preparano esclusivamente a lavorare su moto da corsa e alla fine dei 2 anni siamo stati selezionati da alcuni di noi a lavorare chi nel team interno del Monolau, chi in altri team del mondiale. Ho iniziato direttamente con Reis e con Oliveira in Moto 3, primo anno di Moto 3. Come stage avevo lavorato nel campionato spagnolo, avevo lavorato con Marquez in Moto 2 e anche il campionato mediterraneo, che era gli albori della Moto 3. Dal team Estrella Galizia a Mollau sono passato al team della federazione italiana con Romano Fenati, con il team Italia. È stato un buon anno anche se non è stato facile perché la superiorità delle KTM era quasi imbarazzante e da lì ho avuto la fortuna che Fenati è stato scelto per il progetto VR46, prima ancora che si chiamasse Sky VR46, insieme a lui Pecco, Francesco Bagnaia, e grazie a loro siamo riusciti ad arrivare io e un altro collega al team Sky, che non esisteva ancora, è stato creato un po' tutti insieme. Il salto è stato iniziare a lavorare per Valentino Rossi, stai lavorando per la stessa persona che aveva il suo poster a casa quando eri un ragazzino. Mi ricordo ancora in Giappone a Motegi. In Giappone ci sono degli uffici che sono poco più dei container. Uccio mi era venuto a cercare, mi ha detto dobbiamo parlare. Io va bene, mi ha portato in un ufficio, giro la testa, c'erano 4-5 tute di lui, del signor Valentino Rossi, e già è stato carina tutta. Mi ha spiegato un po' che ero stato selezionato per il team, abbiamo parlato un po' di come avremmo iniziato a lavorare, quando, con che pilota e tutto. E poi vedi Valentino Rossi, che anche se erano 2 o 3 anni già che lavorava al mondiale, comunque avercela lì e che ti rivolge la parola fa piacere, diciamo, è stato bello. E da lì è iniziata la mia avventura con loro. Un altro aneddoto è il Mugello 2017, che è una gara particolare per il nostro team, nel senso che il Mugello è la gara di casa con una livrea speciale sulla moto, e per tutti noi, per il team tecnico che lavorava con Migno, è stata la coronazione di un sogno. Abbiamo vinto la gara perché Migno aveva un buon passo, però tutto il fine settimana abbiamo insistito: Migno, l'ultima curva non devi uscire prima, se esci primo al Mugello ti mangiano vivo. L'aneddoto è che il nostro telemetrico, soprannominato Spazza, aveva fatto una mappa, la moto volava.
Migno sapeva che aveva una moto che volava, non ci ha ascoltato e l'ultima curva è uscito prima. Eravamo tutti con le mani nei capelli perché dall'ultima curva al traguardo al Mugello ci sono quei 10-15 secondi. Migno ha vinto la gara. Per poco, ma ce l'ha fatta. Non è mai successo che una moto facesse dall'ultima curva alla prima senza che nessuno la superasse. Abbiamo fatto 1200 metri primi, anche se gli altri, cercando di usare la nostra scia, non ci hanno passati. Quest'anno abbiamo cambiato il pilota, siamo con Denis Foggia, attuale campione del campionato spagnolo o mondial juniors, come si voglia chiamare. Senza ombra di dubbio, un pilota con un talento incredibile, incredibile. Io di telemetria non ci capisco tanto, però mi hanno insegnato una cosa di come guidava Stoner e come guida Dennis. Guidano simile. Ma Viñales ha una maniera di guidare simile. È molto molto bravo, con il freno in mano, gli permette di entrare nella curva, frenare la moto, puntare il gas, puntare la moto e permettergli di uscire con una fionda. E un'altra cosa che è molto bravo, usare il freno a pollice. Ormai sono 2 anni che lo usiamo. La Moto 3 si usa abbastanza. Ti permette di sedere la moto in curva, soprattutto la KTM, per farla uscire un po' più veloce. La gara in Argentina, anche lì una situazione misto asciutto, Dennis stava rimontando, stava andando veramente forte, stava andando a prendere i primi 3 e aveva capito che usando il freno a pollice lo usava come un traction control. La moto, la gomma era una gomma Rain finita, la pista era praticamente asciutta, il grip non esisteva più, e in telemetria si vede come usava il freno a pollice per permettergli di aprire il gas per evitare i movimenti della moto. Qui veramente lì si vede che è un pilota di quelli forti. Allora, vivere all'estero dal 2007, se non mi sbaglio. Ho iniziato vivendo a Barcellona, un po' perché avevo voglia di vedere l'estero, avevo voglia di fare un'esperienza fuori, da lì ho iniziato a lavorare in officina del moto, da lì poi mi sono iscritto alla Molau Competition. Primavera 2014 ci siamo trasferiti. Io insieme a mia moglie sposata ormai, che è una ragazza basca qua di Bilbao. Avevamo voglia di venire a vivere qua, ci piace il posto, è un posto veramente fantastico, è bellissimo. Vivo sul mare. Sul mare non è un mare, è un oceano, si muove, c'ha le onde. Sono passato da fare snowboard, erano 10 anni o più che facevo snowboard, a surfare. Adesso ormai sono 5 anni che surfo e sempre che posso girando il mondo, se sono in Australia, se sono in America o in Indonesia, approfitto sempre per andare a fare surf. Abbiamo avuto una bambina, ha poco più di 1 anno e mezzo, si chiama Marina. La cosa interessante è che gli parliamo in italiano, in basco e in spagnolo e capisce le 3 lingue, qualcosina anche di inglese perché l'asilo è trilingue. E stiamo molto bene. Purtroppo mi manca un coso della mia terra, mi manca intanto l'accento, perché tutti mi prendono in giro perché non ho più l'accento friulano e hanno ragione, è vero. Mi mancano gli amici, mi manca la famiglia, mi mancano le mie montagne, mi mancano i giri in moto, Verzegna e la Chianzutana a fare un po' lo scemo con la moto. Mi manca Rieca, mi manca correre un po' in pista, però anche se ho delle mancanze comunque non ho nessun rimpianto. Propositi per il futuro non lo posso negare, voglio arrivare in MotoGP. Vorrei fare almeno 1 anno, giusto per vedere cos'è la MotoGP, giusto per avere l'opportunità e l'onore, tra virgolette, di poter smontare un cambio di una MotoGP, vedere com'è fatta. Sono dei gioielli, sono dei giocattoli, sono microscopiche, tutto, i dettagli sono una cosa incredibile. Voglio arrivare lì, possibilmente in un top team, tanto come a livello professionale come per passione mia. Io purtroppo ho la sfortuna di essere ducatista, mi piacciono le Ducati e mi piacerebbe in qualche momento lavorare su una Desmo 16. Poi personalmente non mi dispiacerebbe neanche un altro bambino. Non è facile col lavoro che faccio, ma vedremo. In qualche modo ce la faremo.